Hai studiato geologicamente le vette che hai scalato? No, però ho un certo rapporto con la geologia, perché noi alpinisti, andando per le vallate, salendo le montagne, andiamo attraverso la storia della Terra, non soltanto la storia umana, ma passiamo per delle valli che hanno una storia di 500 milioni di anni e mi sono conscio di questo. E vedendo, arrampicando sulle Dolomiti, vedendo questi fossili per esempio, posso emozionalmente capire che il mondo ha una certa età, mentre noi siamo giovanissimi Sì. in confronto a queste date. Senti, la vetta che hai scalato con più impegno, che ti ha impegnato di più? Ma per esempio sull'Everest, l'Everest non era la cima più importante, era forse la più nota perché è la cima più alta della Terra, e lì è chiaro che ero interessato a vedere dove sono. Ci sono degli strati di calce, ci sono degli strati ma gialle di arenaria, sopra c'è il ghiaccio o non c'è il ghiaccio, però lì è più ovvio capire grezzamente come è stata costruita la montagna. E poi il Tibet o l'Himalaya Sì. viene spostato verso l'alto perché l'India, il subcontinente, passa sotto l'Himalaya e così alza lentamente queste Certo. montagne. Io sono andato là in un periodo quando l'Everest era ancora sotto i 9.000 metri. Sarà una volta sopra i 9.000 metri, Certo. allora è impossibile. Ascolta, i cambiamenti climatici stanno cambiando effettivamente il paesaggio montano? Sì, gravemente, perché i Sì. ghiacciai, almeno negli Alpi, nell'Himalaya, se ne vanno. In Antartide il ghiaccio rimane, anche in Groenlandia diminuisce, rimane, sul Polo Nord il ghiaccio se ne va, però questo fatto del caldo globale è venuto per molti motivi, specialmente per l'uomo che negli ultimi 100 anni, bruciando tanto petrolio, che purtroppo il mondo si è scaldato e noi adesso dobbiamo portare le conseguenze, specialmente sarà difficile per i nostri figli Sì. vivere su questo mondo che è fuori equilibrio. L'ultima domanda che devi scappare. Cosa manca in Italia affinché si possa diffondere definitivamente in maniera completa la cultura ambientale? Io non trovo male l'Italia come sapienza del singolo nel confronto con la natura. Forse i governi non stanno molto attenti, però se vediamo la Cina e l'America è molto peggio. Purtroppo in Italia abbiamo avuto il Rinascimento, che era il movimento più forte di tutti i secoli fino adesso. E purtroppo questa sapienza a convivere con la natura non è più come è allora. Dobbiamo ritornare un po' in quel periodo per ripartire, per essere il paese d'avanguardia nel confronto uomo e ambiente. Grazie, Prego. grazie mille. Ciao. Ciao.